La fiaccolata dell'amicizia animata dai gruppi internazionali sulla centralissima Porta di Ponte è stata rovinosamente disturbata da una tragedia consumata davanti agli occhi dei presenti con la morte di un componente del gruppo del Belgio. Il numeroso gruppo belga che sta riscuotendo tanta simpatia in città, collocato alla fine del lungo serpentone dei gruppi internazionali, è arrivato in corteo davanti Porta di Ponte ed ha visto accasciarsi uno di loro, un uomo di alta statura, circa 60 anni, rimasto a terra per oltre 10 minuti nonostante la presenza di ambulanza posta dietro di loro. Immediatamente i primi soccorsi di assistenti specializzati, attraverso un lungo massaggio cardiaco per cercare di rianimare l'uomo, non hanno sortito nulla di buono. I soccorsi hanno dovuto attendere altra ambulanza meglio attrezzata arrivata dalla via Atenea per trasportarlo d'urgenza in ospedale. Tutto questo accadeva dinanzi alle centinaia di persone presenti alla fiaccolata ed in preda alle grida di accompagnatori vari che invitavano ad allontanarsi dall'accaduto. Increduli compagni di sventura del gruppo del Belgio hanno assistito purtroppo alla tragedia davanti ai loro occhi, sperduti ed in lacrime per la difficile quanto impossibile ripresa del componente. La fiaccolata prevista il mercoledì era stata spostata a causa della pioggia al giorno successivo. Ha continuato a svolgersi fino a Piazza Stazione, dove già erano arrivati quasi tutti i gruppi internazionali per il rientro nei rispettivi alberghi. Gli organizzatori hanno deciso di annullare il concerto di Elio previsto al Palazzo dei Congressi. Un ricordo di Gian, è successo così all'improvviso? Sì, è difficile per noi perché Jean-Marc è un grande uomo della marcia, è un grande investitore. Ieri sera quando è successo là sotto la strada e basta, finito per lui è molto emozione, ma deve continuare per l'organizzazione, per Jean-Marc, per tutto il mondo dell'Agrigento, deve continuare ancora e ancora. Ieri sera addirittura lo spettacolo non c'è stato proprio in memoria per rispetto di quello che era successo. Sì, ma il successo è tutto bene, con tanti amici del Belgio dove continuare e forse nel cuore. Sì. Bisogna continuare. Sì, bisogna continuare per Agrigento, per l'organizzazione, per noi è importante per noi di continuare con la famiglia avanti. Sì. Che ne pensi di questa manifestazione, a parte questo? Per noi è un grande momento, è una manifestazione inimmaginabile in Belgio, però tanti genti dei paesi differenti, tanti popoli, è magnifico, magnifico. Le costume, le belle ragazze, le buon uomo, tanti gente magnifico. Anche perché in Belgio ci sono tantissimi siciliani. Sì, tanti italiani, tanti siciliani, sì, in Belgio. Col vino rosso e tutti i formaggi, sì. Prego, prego.